Buone stelle da Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Ben ritrovati cari amici delle stelle e benvenuti nell'appuntamento con l'oroscopo di Radio.0. Anche in questo martedì 9 marzo vi auguriamo buon ascolto. Ariete, lo spirito combattivo alimentato da Marte e supportato dalla Luna in Acquario che suggerisce di metterlo al servizio di un progetto di gruppo. Molte le occasioni da cogliere sul fronte delle conquiste, divertitevi ma rispettate i tempi dell'altro. Toro, la trama è quella di un romanzo d'azione, scontri e battaglie si alternano a momenti di pace ma lo stress si incalza, potendo staccate la spina. In ufficio riuscite a galleggiare ma se siete in carriera sudate 7 camicie per stare al passo con i colleghi. Gemelli, la giornata scorre in un clima di idealismo e di apertura mentale con la Luna in Acquario, condividete con gli amici desideri di ampio respiro. Tutto è perfetto per una serata da spendere in totale relax con la persona del cuore o in famiglia. Cancro, le priorità nella professione richiedono massimo impegno, progetti azzeccati vi aiutano a mettervi in luce, sentimenti in sordina oggi, non si può in fondo avere tutto. Un legame affettivo familiare è un nodo da sciogliere, la vostra vita ne trarrà grande giovamento. Leone, alcune piccole preoccupazioni riguardo al portafogli spariranno ben presto, grazie a nuove entrate, tuttavia evitate di spendere inutilmente. Potete risparmiare molto comprando solo il necessario, evitando quindi il superfluo e gli acquisti di lusso. Vergine, lavori, incassi e soddisfazioni sono a portata di mano. Potete impostare tranquillamente programmi che durano nel tempo senza farvi prendere dalla fretta. Qualche interferenza esterna mette un po' a soqquadro la vostra organizzazione, tranquilli perché sono noie presto superabili. Bilancia, sostenuta dalla vostra fantasia e da una bella verve, la creatività va al massimo, aiutandovi a esprimere il vostro potenziale in idee originalissime. Intesa profonda con un vecchio amico, con il quale vi lascerete andare a confidenze molto intime. Scorpione, le discussioni in famiglia sono all'ordine del giorno, ma per molti di voi non è una novità, anzi una consuetudine, verranno poi tempi migliori. Cos'è questa frenesia? Forse il tentativo di fare ordine in varie faccende, affrontate però una cosa alla volta. Sagittario, sono vitalità e forza fisica che vi daranno l'energia per uscire, elaborare nuovi progetti, rispondere adeguatamente agli stimoli offerti dagli amici. L'amore è sensuale, i colpi di fulmine colpiscono laddove meno ve lo aspettate, state quindi in campana. Capricorno, siete ispirati da interessi filosofici e spirituali, forse in un'associazione umanitaria. È possibile che dobbiate aiutare qualcuno, fatelo quindi senza fanfare né vanterie. Coltivate gli spazi extra lavorativi per rilassarvi, specie se ultimamente ci sono stati dei contrasti con i soci. Acquario, il rendimento in termini pratici lascia un po' a desiderare, ma influenzati positivamente dall'esempio altrui rivedrete le vostre posizioni. Tante le occasioni di confronto, ma tante sono anche le discussioni promosse da un grande movimento e dalle novità. Pesci, la sfera familiare vive un momento sereno, i cuori in coppia fanno grandi progetti, molti dei quali si realizzano nel modo e nei tempi sperati. Se vi attrae un amore fatto di mistero, allora avete il solletico nelle vene, ma non esagerate nel scoprirvi anche emotivamente. È tutto quindi per questo martedì dalle stelle di Radio.0, vi auguriamo una buona giornata e naturalmente buona fortuna! Radio.0, La miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Radio.0